Non c'è emergenza in Sicilia per il ministro dell'Interno Lamorgese. Non c'è perché non tutti gli immigrati che arrivano restano nell'isola. Come dire che gli sbarchi possono continuare tranquillamente, tanto vengono distribuiti nel paese gli immigrati che arrivano. E così anziché porre un freno all'arrivo senza soste di sbarconi e barchini carichi di esseri umani, si continua ad ignorare che l'emergenza c'è e come se c'è. E non serve certo il botta e risposta tra un ministro e un presidente di regione, nel nostro caso il presidente della regione Sicilia. Non possiamo fermare gli sbarchi autonomi, dice il ministro Lamorgese, dimostrando così l'inefficienza di un sistema che sta portando al collasso Lampedusa e la Sicilia. Il ministro, secondo l'opinione di molti, confessa l'incapacità del suo dicastero sul fronte migranti. Dichiarare lo stato di emergenza, così come richiesto dal presidente della regione Nello Musumeci, significa soltanto prendere atto della grave situazione, anche perché tra i migranti ci sono parecchi positivi al Covid. La polemica è destinata a continuare e forse anche nei confronti del suo ministro servirebbe l'autorevolezza di Mario Draghi per dare, insomma, risposte che abbiano un senso.